Sulla riattivazione degli dissalatori, in particolare per quello di Porto Empedocle, interviene oggi l'onorevole Calogero Pisano, che afferma: grande soddisfazione per la decisione della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza idrica che affligge la Sicilia, in particolare la nostra provincia, di dare al commissario straordinario nazionale Nicola Dell'Acqua l'incarico di acquisire e installare 2 dissalatori, uno a Porto Empedocle e uno a Gela. Si tratta, afferma Pisano, di un passo fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione agrigentina, una risposta concreta e tempestiva del governo Meloni, a cui va il mio sentito ringraziamento alle necessità del nostro territorio. L'affidamento dell'incarico al commissario Dell'Acqua, che prevede un investimento di circa 100 milioni di euro, permetterà di dimezzare i tempi di realizzazione, consentendo una soluzione rapida del problema. Questa, conclude Pisano, è l'ennesima dimostrazione dell'efficienza dell'esecutivo di Giorgia Meloni e dell'attenzione nei confronti degli agrigentini.